Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. È in corso lo sciopero generale di 24 ore perché l'iniziativa di Matteo Salvini di ridurlo di 4 ore è stata bocciata ieri dal TAR. Andiamo a Venezia, dove ci sono particolari disagi e dove sono in sciopero anche i metalmeccanici. Filippo Fois in diretta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. È una giornata di sciopero e di protesta, quella che si sta vivendo in città. Noi vi parliamo da Marghera, dove alle mie spalle si sta svolgendo un comizio a conclusione di una manifestazione dei metalmeccanici che sciopereranno per l'intera giornata. Come si diceva, sono in sciopero anche i trasporti, qui lo sciopero è stato indetto dall'USB. Le ultime notizie che abbiamo ricevuto ci parlano di un'adesione attorno al 70% in media, diciamo come tradizionalmente accade un po' più alta per quello che riguarda il trasporto acqueo a Venezia e lievemente inferiore al 70% per quello che riguarda quello su ruota, però sostanzialmente diciamo che l'adesione è altissima. I sindacati, l'USB si è detta molto soddisfatta. Chiaramente Venezia vive una situazione molto particolare sul fronte dei trasporti, perché muovendosi in vaporetto, nel momento in cui non c'è più questo servizio, non si può certo prendere la macchina, per cui i disagi ci sono, però insomma è garantito, diciamo, il trasporto minimo. Comunque su di questo e di quale sia stata l'adesione a questo sciopero sapremo darvi maggiori informazioni più avanti nel corso della giornata. Intanto però parliamo dei metalmeccanici. Qua con me c'è Michele Valentini, che è il segretario della FIOM, della CGIL FIOM di Venezia. Perché oggi state protestando e perché siete in sciopero? Stiamo protestando e abbiamo deciso di fare una giornata di sciopero in tutta la provincia di Venezia, come in altre province del Veneto e d'Italia, per la rottura del tavolo delle trattative. Noi abbiamo presentato una nostra piattaforma alla fine di giugno. Abbiamo fatto 8 incontri con la nostra controparte, sono stati 8 incontri a vuoto, visto che l'ultimo incontro Federmeccanica ci ha consegnato una loro proposta, una proposta che noi abbiamo definito oscena, che non risponde minimamente alle nostre richieste, ma soprattutto alle richieste che sono state votate da più di 400.000 lavoratori e lavoratrici metalmeccanici in tutto il Paese. Quali sono le richieste in soldoni? Sintetizzando, noi abbiamo chiesto un aumento di 280 euro sui minimi contrattuali, che non recupera interamente l'inflazione che c'è stata in questo Paese. Noi chiediamo un maggior rigore e vincoli sull'utilizzo dei contratti precari, chiediamo una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, chiediamo delle misure, delle normative più stringenti sull'utilizzo degli RLS per le normative di sicurezza, visto gli infortuni e i morti che continuano a esserci dentro i luoghi di lavoro, chiediamo maggior conciliazione vita-lavoro. Insomma, ci sono una serie di richieste normative ed economiche, ma nemmeno su quelle normative che non hanno un costo per le aziende c'è stata data una risposta positiva. Chiusura totale. Esatto, chiusura totale. È come se viaggiassimo su 2 binari paralleli che, come sappiamo, sono destinati a non incrociarsi mai. Bene, se Federmeccanica ritorna al tavolo e si mette a discutere la nostra piattaforma, noi siamo disponibilissimi, altrimenti continueremo la nostra iniziativa finché non otterremo un risultato. Oggi com'è stata l'adesione qui a Marghera? Buonissima l'adesione nelle aziende della provincia di Venezia, non abbiamo ancora tutti i dati, ma tra le principali aziende abbiamo un'adesione che supera il 70%. Ricordo a tutti che lo sciopero è unitario, l'abbiamo fatto e deciso assieme come FIOM Will di Venezia. Dunque di solito quando ci sono gli scioperi unitari i lavoratori rispondono perché si rendono conto che se non riusciamo a rinnovare il contratto nazionale noi non avremo mai le retribuzioni adeguate, quello che è il costo della vita. Grazie Michele Valentini, segretario della FIOM CGIL di Venezia. Anche per quello che riguarda i trasporti si parla di salario, perché l'adeguamento salariale che è stato proposto è inferiore a quello del tasso di inflazione, per cui i lavoratori dicono che hanno una capacità di acquisto che è sempre più ridotta. Io direi che da Marghera per ora è tutto. Direttore, ti restituirei la linea. Grazie Filippo, a Filippo Foi, Simone Merlo per la parte tecnica. Se aveste necessità di collegarvi richiedeteci ovviamente la linea. Andiamo avanti con la cronaca nera. Fa ancora molta impressione la notizia della gang di minorenni che picchiavano brutalmente, armati di mazze da baseball e di clave e di altri corpi contundenti, coppie di omosessuali che si appartavano nella zona periferica di Padova, nella zona industriale. Sentiamo il servizio di Francesco Rattai.
Scena muta davanti al giudice, nemmeno un segno di pentimento per il loro odio riversato con ferocia verso uomini presi di mira per il loro orientamento sessuale. I due 23enni marocchini, uno di Fossò, l'altro di Vigonovo, nel veneziano, arrestati per essere i capi della banda di rapinatori omofobi che quest'estate ha terrorizzato Padova, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia e così il giudice li ha lasciati in carcere fino a nuova decisione. Con loro è stato denunciato un altro giovane romeno e 6 minorenni che a turno e in diverse occasioni partecipavano agli assalti fingendosi addescatori delle coppie che si appartavano in via Polonia nella zona industriale di Padova. Una decina al momento le violenze contestate, assalti o meglio spedizioni punitive, come le ha definite il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Una violenza inaudita e sproporzionata. La rapina era solo un aspetto secondario. Alla banda interessava soprattutto riversare il proprio odio omofobo, espresso anche con insulti e minacce di morte. I referti medici delle vittime lasciano pochi dubbi: fratture nasali al volto e contusioni, oltre a ferite e l'umiliazione di essere stigmatizzati. Tra gli oggetti sequestrati, mazze da baseball, spranghe e anche gadget con svastiche. 10 i colpi tra giugno e luglio, ma potrebbero essere anche di più. Le indagini dei carabinieri continuano. Servizio di Francesco Rattai, avete sentito, i capi della banda erano 2 giovani marocchini, e poi sentiremo anche cosa è successo ieri sera a Treviso, dove un giovane di 22 anni è stato ferito gravemente con un coccio di bottiglia durante una rissa tra ragazzi stranieri. C'erano anche ragazze italiane. Adesso andiamo però sul versante dei furti, che con i ladri che imperversano in tutte le province. Andiamo col Ceresa in diretta da Alex Giuliano. A te, Alex. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Dici bene, i ladri imperversano in tutta l'area della Pedemontana. Siamo a Colcerese in compagnia del sindaco Enrico Costa. Colcerese, dove nelle ultime ore ci sono stati 4 fra furti o tentati furti, ma ricorderete che noi qualche settimana fa, proprio insieme al sindaco e proprio durante una diretta con te direttore, abbiamo raccontato l'incredibile numero di oltre 20 furti nel tempo di un weekend qui a Colceresa. La situazione brevissimamente la riassumo: furti a Borso del Grappa, a Romano de Zellino, a Marostica, a Bassano. Insomma, in queste ultime ore se ne segnalano oltre 12 in questo territorio. A Colceresa che cosa sta succedendo, sindaco? Beh, allora intanto buongiorno a tutti i telespettatori. Negli ultimi giorni, dopo un periodo di pace apparente, dopo gli episodi raccontati prima, ritorna, non so se la stessa banda o una banda simile, e commette questi 4-5 tra tentativi e furti andati a segno. Vuol dire che di fatto la banda che sta imperversando il territorio continua a girare, continua a probabilmente anche come strategia cambiare territorio comunale di volta in volta, e questo ci fa capire che dobbiamo tenere alta l'attenzione, insomma. Ecco, a Colcerese è partita quasi spontaneamente una catena di solidarietà fra cittadini per quello che riguarda una sorta di controllo di vicinato che è diventato un qualcosa in più. Sì, allora, lo abbiamo sempre detto negli incontri pubblici che facevamo, anche per sensibilizzare la cittadinanza al tema della sicurezza. La cosa che funziona di più, il vero controllo di vicinato, è tenersi in contatto tra vicini di casa, tra appartenenti alla stessa magari contrada o via, senza andare ovviamente a sostituirsi alle forze dell'ordine. Questo deve essere chiaro, non dobbiamo commettere quegli episodi che possono sostituirsi in qualche modo alle forze dell'ordine. Dobbiamo segnalare subito e cercare di coordinarsi anche con qualche vicino di casa. È il primo controllo di vicinato che funziona, e ovviamente cercando di aiutare le forze dell'ordine e non di, tra virgolette, ostacolare il loro compito. Controlli di vicinato che sono partiti anche a Tezze sul Brenta, un'altra zona, un altro comune duramente colpito. L'ultima nota, direttore, è che oramai sempre più spesso possiamo definirlo un po' marchio di fabbrica di questi ladri, di questa banda, è che colpiscono
quando è ancora giorno e spesso e volentieri anche quando c'è gente in casa, come è successo proprio nelle ultime ore a Romano de Zelino. Noi chiaramente monitoreremo, vi racconteremo il tutto anche nelle prossime edizioni. Da Colceresa con il sindaco Enrico Costa, per il momento è tutto. Direttore, ti restituiamo la linea. Grazie molte, grazie. Mi pare che per la parte tecnica ci fosse Andrea Benetti, se non ho visto male. Allora andiamo avanti con i furti. Purtroppo a Montebelluna la disinvoltura con cui i ladri entrano nelle abitazioni, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Siamo in via Giotto, in questa importante città del Veneto. Sono tornati in via Giotto a Montebelluna i ladri. Hanno scavalcato le recinzioni di ben 2 abitazioni con assoluta calma. Sciarpe e berrettini per coprire il volto. In mano un malvivente ha un piede di porco. Nel mirino l'abitazione ancora una volta di Luca Bressan, che ha ricevuto la notifica dell'irruzione nel suo giardino mentre si trovava al lavoro. Mi si è gelato il sangue. Non è una cosa che ti aspetti. Se al lavoro ti vedi l'immagine di uno che ti salta dentro in giardino. E primo impatto ho chiamato subito Manuel, gli ho detto sono qua, corri fuori. Ho chiamato Omar, l'altro vicino, anche lui. Nel frattempo comunque mi era partito l'allarme. I ladri, disturbati probabilmente proprio dall'allarme, fuggono scavalcando un'altra recinzione proprio nel momento in cui la fidanzata dell'uomo sta rientrando a casa. Vediamo che nel momento che loro stanno scavalcando si vedono i fari della mia ragazza che sta arrivando a casa, quindi manca... Cioè, per una frazione di secondo, se mi arriva a casa prima lei, disinserisce l'allarme, viene dentro, se li trova dentro, perché questi, non partendo l'allarme, entravano. Ora è terrorizzata, ci racconta Luca, soprattutto quando rimane sola a casa. Fa rabbia, anche perché c'è chi non ha l'allarme, chi non si sente sicuro in casa, e anche perché alle 6:30 di sera può essere che anche l'allarme non sia inserito perché sei in casa. Io ho la cucina avanti, questi mi entrano dietro. Vai in camera, te li trovi dentro. Siamo stanchi, non ne possiamo più. Il vicino di casa, Manuel, ha subito un furto lo scorso giugno. Ladri che gli sono entrati in casa proprio mentre stavano dormendo. La paura, ci dice, ora è tanta. Paura sì, cosa facciamo? Anche alle 6 di sera ci chiudiamo dentro con l'allarme. Non è possibile andare avanti così. Io vorrei domandare a qualche istituzione se ci dà una mano in qualche maniera, anche sappiamo da dove arrivano e per dove scappano. Penso che sia doveroso avere qualcosa per contrastare questa escalation di furti. Scappano lungo questo campo, arrivano alla ferrovia e poi si dileguano. Intanto i cittadini si sono organizzati. Quando qualcuno vede o sente qualcosa, chiama gli altri e poi escono tutti insieme con le torce in mano per mettere in fuga i ladri. Non si è più sicuri in casa propria, ti fa rabbia. Torneremo tra poco a questo vero e proprio assalto dei ladri al Veneto, ma andiamo adesso in Friuli perché è scoppiato un incendio in un cantiere a Cervignano. In diretta Omar Costantini. A te Omar. Sì, buongiorno direttore, prendiamo proprio la linea qui dal cantiere nautico Molinas di Cervignano del Friuli. Siamo all'interno della zona industriale di Cervignano, a pochi metri dal fiume Ausa, dove alle 3:45 è scattata l'emergenza. Sul posto praticamente stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco giunte da Udine e anche dal vicino distaccamento di Cervignano. Come potete vedere in questo momento stanno operando anche 2 grossi Caterpillar che stanno rimuovendo le lamiere di quello che avanza di questo capannone. All'interno c'erano almeno una quindicina di imbarcazioni. I danni sono ingenti, superano tranquillamente i 300.000 euro. Per fortuna non risultano persone ferite. Chiaramente i Vigili del Fuoco stanno operando per rimuovere quello che sono gli ammassi di lamiera, anche per evitare che si ripropaghi in un certo senso anche le ultime fiamme presenti. Come vedete il fumo sta salendo, c'è anche un leggero vento e si inizia anche le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. L'esplosione
l'esplosione, al momento che è avvenuto l'incendio, è stata udita da diverse persone che abitano anche qui vicino nei paraggi. Ripetiamo, per fortuna non ci sono persone coinvolte. I danni, ripetiamo, sono ingenti. Sul posto anche l'ARPA per monitorare il discorso relativo all'inquinamento, che per fortuna si è ristretto soltanto all'area del fabbricato interessato dall'incendio. Queste sono le ultimissime dal Friuli. Ripasso la linea al direttore Luigi Baccialli. Grazie Omar Costantini della nostra redazione di Udine. Adesso andiamo a Treviso perché, come vi dicevo in apertura, ieri sera una rissa proprio nel cuore della città, con un giovane di 22 anni che è stato ferito con un coccio di bottiglia e in condizioni gravissime, in fin di vita, all'ospedale. Andiamo in diretta da Cristian Arboi. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Tommaso Migot, che ti mostra i segni di questa lite violentissima, di questa aggressione ai danni di un 22enne trevigiano residente a Santabona, che ieri sera appariva in fin di vita. Ti posso dire che è stato stabilizzato, si trova in terapia intensiva alla Cafoncello in prognosi riservata. Scene veramente surreali, concitatissime, quelle vissute ieri sera. Vedi ancora le chiazze di sangue tra i sanpietrini, vedi anche, potete vedere, i telespettatori di Rete Veneta possono vedere anche l'area particolarmente estesa di questa aggressione, metri e metri, quindi probabilmente c'è stata anche un tentativo di divincolarsi da parte della vittima, che a quanto pare è stato colpito con un coccio di bottiglia ieri sera. Poi lo vedete anche dalle immagini, lo vedrete nel servizio, questa zona era piena di cocci di bottiglia, ma mi dicono che è pronto il servizio, quindi ripercorriamo la serata vissuta qui tra via Castelmenardo e via Longhin, salotto buono della città di Treviso, ripercorriamola in questo servizio. Ferito pieno di sangue, tanto sangue. Mi sembrava il collo, lei gli tamponava il collo, avevamo paura fosse il collo, perché se prendeva il giugulare probabilmente ancora più sangue ci sarebbe. E poi invece l'hanno pulito gli infermieri, nel collo aveva niente, non trovare, dalla bocca gli usciva tanto, secondo me si era rotto, o forse da sotto i capelli. Sangue ovunque, anche tra le fessure dei sanpietrini, cocci di bottiglia e follia. È stata una serata concitata quanto drammatica tra via Castelmenardo e via Longhin, nel cuore di Treviso. Non sono nemmeno le 8 della sera, il giovane ferito si trova a terra, 22 anni appena, è trevigiano, residente nel quartiere di Santabona. L'aggressione dopo una lite, una rissa dai contorni ancora incerti, che ha coinvolto tante ragazzine e ragazzini, buona parte minorenni e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Si parla di chetamina, fiumi di chetamina acquistata nel pomeriggio da un pusher poco più grande di età arrivato da Conegliano. Difficile capire la dinamica dell'aggressione. Da una prima ricostruzione sembra che il 22enne stesse parlando con una ragazza quando è stato avvicinato da un gruppo di giovanissimi. La lite è scoppiata subito tra urla e parole sconnesse. Il giovane viene colpito forse con una bottiglia rotta e stramazza il suolo tra le auto in sosta. Alcune ragazzine restano sul posto sotto shock, per il resto è un fuggi-fuggi generale. Sul posto 3 volanti della polizia, l'ambulanza e l'automedica del SUEM 118. Ci sono anche alcuni genitori dei soggetti coinvolti, tra questi la madre disperata di un adolescente già segnata dalla droga. Il ferito gravissimo viene stabilizzato e portato al Cafoncello. Sul posto anche il primo cittadino. Sono venuto innanzitutto per capire cosa è successo, quali sono le condizioni del ragazzo. I punti certi sono pochi, se non che i protagonisti sono ragazzi giovani, le dinamiche ancora non si sanno e le motivazioni sono ancora incerte, pare riconducibile comunque a aspetti legati alla droga. Quindi grande amarezza, innanzitutto perché sono giovanissimi e poi perché c'è la droga di mezzo. Ultima, ma non perché non è importante, che c'è anche un ragazzo che adesso sta lottando tra la vita e la morte.
Il 22enne si trova in terapia intensiva, ha superato la notte e la prognosi resta riservata, mentre la polizia porta avanti indagini serrate e delicatissime, vista anche l'età dei protagonisti. Lasciamo lavorare la Polizia di Stato, che ringrazio per essere intervenuti tempestivamente. Credo che i responsabili siano anche già stati individuati, però insomma adesso verranno ricostruite le dinamiche e resta tanta amarezza, perché comunque rappresentano il presente e il futuro della nostra comunità e sinceramente rappresentarlo così non credo che faccia onore né a loro né alla comunità, e quindi per il momento il sentimento che mi sta travolgendo è quello del dispiacere e anche un po' della vergogna. Dispiacere e vergogna, queste le emozioni, i sentimenti che prova Mario Conte, che ha provato ieri sera Mario Conte, che si è recato sul posto. Abbiamo cambiato scenario, ci siamo spostati, direttore, di qualche decina di metri rispetto al luogo dell'aggressione. Siamo all'interno del bar Ostinate. Qui con me c'è Clizia Di Labio, che saluto e ringrazio. Ieri sera Clizia era all'interno del locale quando ha cominciato a vedere i primi lampeggianti, e poi? Sì, è anche una serata tranquilla, quella di ieri sera. Avevo pochi clienti che hanno iniziato a interessarsi di quello che succedeva fuori, ho iniziato a interessarmi anch'io, perché vedevo appunto lampeggianti delle volanti della polizia, anche della camionetta dei pompieri, cioè sono uscita, ho visto proprio la scena dei due poliziotti che iniziavano, cioè che correvano, e la volante, la gazzella che partiva per andare verso la via dove c'è il supermercato, perché appunto della gente in fondo continuava a urlare sono qui, sono qui, sono qui, quindi sono proprio partiti per prenderli. Ecco, c'è stato questo fuggi generale. Sì. Poi a un certo punto voi avete capito che c'era un ragazzo a terra quasi in fin di vita. Sì, sentivo appunto c'è sangue, l'hanno sgozzato, poi si parlava di un coltello all'inizio, poi di una bottiglia, poi si è scoperto che era una bottiglia, e là io appunto sono tornata dentro, anche perché non potevo lasciare il bar incustodito. E vi siete un po' chiusi dentro? Sì, dei clienti mi hanno aspettato fino alla fine. Io chiudo anche presto, io chiudo alle 10 durante la settimana, ieri ho anche chiuso un pelo prima, e dei clienti sono rimasti perché ho detto ragazzi vi prego, insomma non mi sento così sicura, cioè hanno sgozzato una persona, insomma non hanno rubato, un fatto particolarmente grave. Tra l'altro particolarmente grave, cruento, e c'è un fattore, quello della droga. Questi ragazzini erano probabilmente, perdonatemi il termine, strafatti, si parla di chetamina. È una cosa così comune, cioè si vedono questi ragazzini strafatti in orari magari non consoni, ammesso che ci sia un orario consono. Cioè una volta le cose brutte succedevano di notte, adesso succedono in orario aperitivo, cioè nel senso erano le 8, poco prima delle 8, giovanissimi che sempre di più utilizzano queste sostanze che non sono sostanze leggere, non sono sostanze pesanti e sono incontrollabili. Ecco, ma diciamo che in quella zona quindi voi come residenti, commercianti, insomma quella zona è nota per... Sì, perché è nota perché è chiusa, non ci sono telecamere, magari anche i vari stabili sono anche incustoditi, sono lasciati allo sbando, cioè nel senso non sono lasciati allo sbando, quindi questi personaggi trovano un modo per ripararsi, per fare determinate cose, e comunque grazie ai residenti che vedono, guardano, che hanno chiamato la polizia perché hanno sentito le urla, hanno chiamato e sono intervenuti tempestivamente. Però sì, è una zona abbastanza nascosta dove uno ci passa anche solo, non passa tanta gente qua dietro, e quindi sono ben nascosti. Quindi servirebbe insomma monitorarla un po' di più quella zona. Sì, qualcosa, cioè già comunque che ne so, i vari commercianti, cioè, se le zone vivessero un po' di più, non fossero morte, cioè proprio quella zona lì è un buco nero, cioè là la gente si mette lì, inizia a fumare, bere,
vanno al supermercato, si prendono le bottiglie di tavernello, Sono sempre più giovanissimi. Clizia, io ti ringrazio davvero per questa tua preziosa testimonianza. Direttore, noi adesso con Tommaso Migotta andiamo in procura perché a quanto pare ci sono delle novità importanti perché appunto le indagini sono tuttora in corso. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie. Cristian Arboeta, Tommaso Migotta, oggi in regia ci sono Tony Esposito e Italo Morao. Adesso andiamo da Francesco Rattay a Padova perché continuiamo a chiedere il commento, il parere di un illustre psicologo, psicoterapeuta come Mirko Casteller, che abbiamo nuovamente interpellato per questa esplosione di violenza giovanile senza fine. A te, Francesco. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nella sede della Camera di Commercio perché c'è un convegno, una 2 giorni, si chiama Veneto Welfare Day, in cui si discute dei vari temi legati al welfare aziendale. Tra questi c'è anche il benessere psicologico e chiamato ad intervenire c'è anche il professor Casteller, che conoscete tutti, psicologo, psicoterapeuta, a cui appunto chiediamo un commento. Cosa sta succedendo a questi giovani? Sembra una violenza che è esplosa, sembra non arrestarsi. Siamo nuovamente in presenza di una situazione estrema dove scambiano la realtà per l'irrealtà, vivono una sorta di mondo parallelo e non riescono a controllare i loro istinti primari, tra cui l'aggressività. Basta un minimo di stimolo esterno, anche una provocazione, e si scatenano dei conflitti e delle aggressioni importanti. Questi giovani purtroppo non hanno un senso del limite, non conoscono bene la differenza tra il bene e il male e esiste un tema di comunità educante, come io spesso definisco, cioè non può essere la singola famiglia che educa questi giovani o la scuola, ma ci vuole un sistema integrato tra scuola, famiglia e la società civile che limiti queste situazioni, che sono situazioni che ormai si sembrano a una sorta di assuefazione, ci stiamo abituando e questa è una cosa che crea veramente una prospettiva preoccupante. Non ci si può abituare a un accoltellamento al collo, non può succedere almeno in una società civile. Ecco, lo diceva lei, non ci si può abituare, però purtroppo sembra che la nostra società si stia abituando, quindi come si può reagire? Diciamo che l'assuefazione è un meccanismo di difesa naturale dell'essere umano per evitare di rimanere costantemente nel conflitto e nel temere la minaccia. Come si può reagire? Si può reagire cercando, appunto, come dicevo prima, di creare delle sinergie. Oggi esistono dei provvedimenti nazionali che permettono di reprimere situazioni estreme come queste, però non dimentichiamo che fino ai 20 anni i giovani non usano la ragione, usano il flusso delle emozioni. Quindi quando un ragazzo gli si dice cerca di non correre in macchina, stranamente sfida il destino e sfida quel confine del destino, perché per lui le emozioni sono molto più importanti di una sorta di ragionamento razionale per salvarsi la vita. Teniamo presente che questi giovani non hanno il concetto della morte come ce le abbiamo noi adulti. Noi non temiamo la morte, temiamo di morire, loro nemmeno di morire. Ecco, prima c'è anche una componente biologica e fisiologica in questo sviluppo da parte dei giovani. Però il problema che ci si pone a questo punto è anche i genitori, cosa devono fare, come si devono comportare. Come diceva giustamente lei, c'è un tema fisiologico, gli encefali di questi giovani sono modificati nel periodo del Covid, abbiamo ipotalami che sono diversi rispetto agli adulti e quindi questo è un tema neurofisiologico. Esiste poi un tema sociale, se mi permettete, che è quello delle famiglie. Oggi noi vediamo genitori che sono fratelli dei propri figli, c'è il concetto di fratellanza genitoriale, significa che la madre di 50 anni è identica alla figlia di 18 anni, non può essere, perché quel giovane, quel ragazzo, quella ragazza nel momento in cui cerca dei genitori, cioè dei punti fermi, non li cercherà mai nel fratello madre o nel fratello padre, ma li cercherà in una società, e se nella società ci sono gruppi che garantiscono stabilità e forza, lì trovano i modelli di riferimento. Ecco, una riflessione importante e pesante per tutti i genitori nell'approccio con i propri figli. Ecco, direttore, non so se hai delle domande, se no ti restituirei la linea. No, grazie, lasciamo al
andare a seguire il convegno il professor Casteller. Grazie a dottor Casteller, a Francesco Rattai e a Federico Cibotto per la parte tecnica, e torniamo alla cronaca con un uomo e una donna di origini peruviane che sono finiti in manette perché responsabili di diversi furti ai danni di anziani nelle province di Belluno e di Pordenone. Si sono avvicinati a un'anziana mentre faceva la spesa e con destrezza le hanno sottratto il portafoglio. Pochi minuti e dal conto della signora sono spariti 1.000 euro prelevati da un bancomat. I fatti risalgono al 2 dicembre in un supermercato del Bellunese. Agli agenti della squadra mobile di Belluno bastano poche ore per individuare i volti dei due responsabili e il veicolo sul quale si spostavano per mettere a segno i colpi, che viene rintracciato nel giro di poche ore all'entrata di Pordenone. Scatta il pedinamento congiunto con la questura friulana, che coglie in flagrante la coppia, un uomo e una donna di origine peruviana, in atteggiamenti sospetti nelle vicinanze di alcune clienti di un supermercato del centro. All'uscita dal negozio la perquisizione dà esito positivo e la donna viene trovata in possesso di un portafoglio appartenente a una signora di 84 anni appena borseggiata, mentre dal veicolo spuntano quasi 14.000 euro in contanti non giustificabili e 7 carte di credito intestate ai vari alias dell'uomo. I due risultano essere peraltro già oggetto di decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla prefettura di Brescia e vengono condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dalle immagini di sorveglianza emerge anche un furto ai danni di una terza persona, sempre con le medesime modalità, e per la coppia, che nel corso degli interrogatori ha ammesso le proprie responsabilità, viene eseguita la misura cautelare di custodia in carcere su disposizione del GIP di Pordenone, mentre proseguono le indagini per accertare se vi siano state o meno altre vittime di furto nell'ultimo mese. I due dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso. Servizio di Stefano Folli della nostra redazione di Belluno. Adesso vediamo le borseggiatrici di Venezia, 4 giovanissime rom responsabili di borseggi e furti nei negozi. Qui siamo però a Padova, sono state denunciate ieri dopo un rocambolesco pomeriggio tra le vie del centro e in un autobus cittadino, con loro anche un bambino di 10 anni fatto salire in fretta e furia in un autobus per nascondere la refurtiva alla polizia locale. Le ladre erano state viste arraffare della merce in un negozio del centro per poi dileguarsi. La polizia locale le aveva intercettate vicino all'università, ma loro erano riuscite a consegnare la merce rubata al bambino che era assieme a questo gruppo. Durante la perquisizione gli agenti della locale non hanno trovato nulla, ma hanno fatto fermare il mezzo in Prato della Valle, recuperando il bambino con la refurtiva. Quindi sono talmente spregiudicate da utilizzare anche i minori, anche i bambini in questo caso. E ci sono cittadini esasperati per la raffica di furti che colpisce anche la riviera del Brenta, così si sono dati appuntamento per avanzare richieste precise alle autorità e per organizzarsi in gruppi che aiutino le forze dell'ordine a controllare il territorio. Si fa di tutto, ronde, controlli di vicinato, ma il più delle volte inutilmente. Hanno spaccato il vetro del balcone. Lei ha sentito un rumore con i bambini piccoli, li ha visto, non hanno né paura. Alla luce delle raffiche di furti che colpiscono tutti i comuni della Riviera del Brenta in questo periodo e dopo le proteste dei cittadini, ora sono proprio i residenti che vogliono organizzarsi per pattugliare il territorio e così, tra rabbia e paura, eccoli riuniti a Santa Maria di Sala. Siamo stanchi, abbiamo avvertito anche i comuni di poter intervenire, la prefettura eccetera, però non possiamo vivere in questa maniera e quindi abbiamo deciso di trovarci e decidere cosa fare. Potrebbe partire un discorso di passeggiate locali, giri locali, controllo del territorio locale. Troppi raid dei ladri, i residenti sono organizzati con 3 gruppi WhatsApp e oltre 600 famiglie iscritte. Le segnalazioni sono continue. L'orario peggiore tra le 18 e le 21, anche con la gente a casa. Tra le richieste, quella di un commissariato di polizia a Santa Maria di Sala. Se ne parla da anni. Si è parlato sempre politicamente, ma non si è mai deciso di farlo. Io chiederei a tutti i sindaci del territorio di pestare i piedi e di far sì che parta anche il commissariato. Intanto, proprio nelle scorse ore, si è riunito il comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica di Venezia ed è emersa la disponibilità ad aumentare il numero di uomini delle forze dell'ordine. Le richieste dei cittadini sono chiare. Noi vogliamo più forze dell'ordine perché sono poche, più presidi, un comando di polizia e che le leggi cambiano. E tra qualche giorno nuova protesta con un corteo di auto per attirare l'attenzione sul fenomeno. Servizio di Federico Fusetti. Adesso passiamo agli incidenti stradali. Ce n'è stato un altro sulla Gasparona, ne abbiamo dato notizia nel TG Bassano come ultima ora, chilometri di colonne di auto e camion fra Nove e Marostica. Si è risolto con 2 feriti e con chilometri di colonne l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla Gasparona, al confine fra Nove e Marostica. Lo schianto ha coinvolto 3 veicoli, un camion, un furgone e un'automobile che per cause ancora al vaglio si sono scontrati nel rettilineo che porta al rondò di Via della Ceramica. I 3 veicoli sono rimasti bloccati nel bel mezzo della carreggiata e il traffico dell'ora di punta pomeridiana è andato subito in tilt, tanto che si sono formate subito colonne in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi di rito e per la gestione del traffico, ma la provinciale è stata chiusa per evitare che la situazione precipitasse. Il flusso di auto e camion si è sfogato quindi sulla viabilità minore e sulla strada pedemontana veneta, intasando paesi e centri abitati per almeno un paio d'ore. Il SUEM ha preso in carico i conducenti dell'auto e del furgone che sono stati portati in ospedale in codice giallo. Il trasportatore è invece rimasto illeso. I veicoli incidentati sono stati rimossi qualche ora dopo il sinistro, quando la viabilità è tornata finalmente alla normalità. Si tratta dell'ennesimo incidente avvenuto sulle strade del Bassanese che fanno registrare in questo periodo volumi di traffico molto intensi. Servizio Ferdinando Caravello e a Bassano del Grappa un'auto è volata contro una colonnina di distribuzione del metano provocando una fuga di gas. In piena notte piomba sulla centralina del gas di media pressione e causa una perdita di metano. È avvenuto nella notte in viale Aldo Moro a Bassano del Grappa, nella zona del Terzo Ponte, dove un'automobile è uscita di strada per cause ancora da stabilire, volando letteralmente contro una centralina di distribuzione del metano. Lo schianto si è verificato poco prima delle 5 e ha tirato giù dal letto parecchi residenti della zona, che è densamente abitata. La conducente è rimasta ferita in modo lieve. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bassano che hanno messo in sicurezza la centralina fino all'arrivo dei tecnici della rete del gas. La 31enne che era al volante è stata portata in ospedale dai sanitari del SUEM, mentre i carabinieri hanno sovrinteso alla situazione del traffico. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 6 del mattino, quando l'emergenza è rientrata definitivamente. Sergio Piva, un uomo di 89 anni, è morto in un incidente, in uno schianto frontale tra la sua auto e un furgone di Amazon a Riese, Pio X. Un terribile incidente è avvenuto intorno alle 11:20 in via Schiavonesca a Riese Pio X. Un uomo di 89 anni, Sergio Piva, residente nelle vicinanze, ha perso la vita. Questa è la 73esima vittima della strada nella Marca, 16 morti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E questo io penso ci debba portare a una importante riflessione, sia da parte di chi utilizza la strada che da parte di chi può rendere più sicura la viabilità. L'anziano, deceduto sul colpo, era alla guida di una Toyota Yaris che si è scontrata frontalmente con un furgone di Amazon, a quanto pare in fase di sorpasso. Dovrebbe aver sorpassato quello dell'Amazon, dovrebbe aver fatto un sorpasso azzardato e l'ha preso. Sergio Piva, affettuosamente conosciuto come Baldin, stava viaggiando con il suo cagnolino che è sopravvissuto all'impatto. Il cane è stato consegnato al figlio Stefano, venuto a conoscenza per caso della tragica morte. L'autista del furgone, un giovane di 28 anni, residente a Riese Pio X, è stato prontamente soccorso dai medici del SUEM 118 e trasportato all'ospedale Caffoncello di Treviso, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto sono intervenuti per estrarre dalle lamiere sia la vittima che il ferito. Il traffico nella zona è rimasto bloccato per ore. La polizia locale della Marca occidentale ha eseguito i rilievi di legge. Sergio Piva viveva a soli 500 metri dal luogo dell'incidente ed era
molto conosciuto per il suo lavoro come caporeparto alla Berco di Castelfranco Veneto. Quando passava, che io abito vicino a loro, quando passava si fermava, salutava tutti. La tragedia colpisce per la seconda volta la famiglia Piva, poiché 35 anni fa il figlio Stefano, all'età di 21 anni, perse la vita in un incidente a Cornuda mentre guidava la sua moto. Stava passando in moto e una macchina è uscita, non so se da caso, da un incrocio ed è morto. Sergio lascia la moglie Ivana Roncato, una figlia Sandra, consigliera comunale di Castelfranco Veneto, e 2 gemelli, Giovanna e Stefano, che porta il nome del fratello morto. Residenti ed amici sono profondamente scossi ed arrabbiati. Tra Riese e Vallace è un deposito di Amazon e molti ritengono che i conducenti corrano troppo, non rispettando le regole stradali. Corrono. Se corrono. Corrono. Pista Formula 1. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse dopo le 14. La comunità è profondamente scossa da questa ennesima tragedia sulle strade della Marca. Dice Nicola Marcato, e c'è stata una tragedia anche a Sandrigo. Un operaio ha perso la vita mentre si stava recando al lavoro in bicicletta. Sangue sull'asfalto, ancora una tragedia della strada. A Sandrigo è l'alba quando un operaio in bicicletta, come tutti i giorni, va a lavorare nella zona artigianale. Ma questa volta succede l'imprevedibile. L'uomo, uno straniero di 57 anni, mentre sta pedalando in via Galvani, si scontra con una macchina. La dinamica dell'incidente deve ancora essere accertata. In quei terribili momenti l'automobilista è il primo a fermarsi e a lanciare l'allarme al 118. I medici e gli infermieri accorrono sul posto, ma purtroppo non c'è più nulla da fare. I tentativi di rianimazione dell'operaio sono vani. L'uomo è morto. Gli agenti di polizia locale hanno effettuato i primi rilievi per accertare le condizioni in cui è avvenuto lo scontro. Ma al di là della dinamica di questo incidente, per ridurre il numero dei morti, oggi bisogna rilanciare con forza il tema della sicurezza stradale. Innanzitutto desidero esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia della vittima, ma anche alla famiglia del conducente dell'auto. Credo che il dolore in queste circostanze sia davvero molto molto forte. Ma il mio vuole essere anche un appello sul tema della sicurezza stradale. Vorrei richiamare l'attenzione su quanto sia importante non sentirsi mai troppo sicuri quando si è alla guida di un'auto, di un mezzo, di una bicicletta o di un ciclomotore che sia. La massima attenzione al rispetto del codice della strada e soprattutto la massima concentrazione, perché una svista, un errore o talvolta la troppa sicurezza in se stessi può essere fatale. Vi abbiamo detto in apertura del grave fatto di sangue nel centro di Treviso, un ragazzo di 22 anni ferito gravemente con un coccio di bottiglia in ospedale al Canfoccello in terapia intensiva. C'era stata proprio la sera prima un'altra rissa, sempre con stranieri protagonisti, a Mogliano Veneto. Urla, minacce e spintoni sono attimi concitati a Mogliano Veneto, dove è scoppiata una rissa tra 4 cittadini stranieri alterati da alcol e stupefacenti. I residenti impauriti hanno subito allertato i carabinieri. La lite però in poco tempo è degenerata. C'è stato un fuggi-fuggi ed il gruppetto si è spostato verso il parco Arcobaleno. Qui la rissa è terminata nel sangue. Baruffa tra ragazzi, perché non vedevo niente qua. Dopo gridavi che contro un altro ragazzo, penso che avevano martelli, ha detto che qualcuno aveva il martello, l'altro aveva bastoni, bottiglie di vetro, che mi sembra che ci siano ancora rotte là vicino. Un 24enne tunisino è stato colpito probabilmente con il coccio di una bottiglia al capo e al collo. Gli altri sono riusciti a fuggire. Intanto l'elicottero dei carabinieri, decollato per altri servizi, è arrivato sopra Mogliano con un faro. Ha illuminato la zona alla ricerca dei fuggitivi. Il ferito è stato soccorso e portato in ospedale. Non è in pericolo di vita. È caccia agli aggressori. Tante le chiamate arrivate agli amministratori comunali di cittadini impauriti. E le grida in un posto, diciamo, molto popoloso come il quartiere Est, senz'altro ha spaventato tutti.
Il sangue a terra, la zona è stata circondata dai carabinieri, situazione, spiega l'assessore, a cui non dobbiamo né vogliamo abituarci. Il 24enne ferito, fra l'altro, è conosciuto alle forze dell'ordine in passato, era stato espulso dall'Italia ma poi graziato da un giudice di pace del Tribunale di Bari. Questo personaggio si era reso protagonista di altri episodi di violenza, di occupazione abusiva di case ed è puntualmente rientrato in città. Questo crea anche nelle forze dell'ordine, credo, un senso di frustrazione perché l'azione poi diventa inefficace e allora forse serve certezza di pene più severe anche per reati considerati minori ma che creano insicurezza nei cittadini e probabilmente forse serve anche qualche carcere in più. Il 24enne è stato ferito in un parco pubblico dove abitualmente ci sono famiglie e bambini. Questo è un posto che è presidiato da un'associazione che ne cura il decoro e è quasi violentato in questo caso. Noi non siamo il Far West e non lo vogliamo diventare. Furti, risse e rapine, il servizio era di Daniela Sizzia, aumentano i reati soprattutto poco prima delle feste di Natale e vediamo i carabinieri come hanno rafforzato il controllo del territorio nella Marca trevigiana. Tutte le festività, il Natale in particolar modo, sono momenti impegnativi sul fronte della sicurezza. Le città si affollano di gente e maggiori sono gli spostamenti da un luogo ad un altro. Così il rischio di furti, ma anche di litigi e risse aumenta, creando preoccupazione fra i cittadini. I carabinieri hanno potenziato i controlli, più pattuglie nel territorio per garantire la tranquillità delle persone. Noi abbiamo rafforzato il dispositivo di controllo del territorio, sia implementandolo con le squadre di intervento operativo del 4° Battaglione Mestre, che quindi daranno una mano ai nostri servizi esterni soprattutto nelle aree più critiche, e sia orientando il dispositivo in quei luoghi e in quegli orari che possono creare maggiore criticità, quindi soprattutto nelle ore serali, quando c'è una naturale propensione all'aumentare dei reati predatori, e sia per il fatto che le persone tendono a raggrupparsi in luoghi pubblici e che quindi questo diventa sicuramente un momento di particolare attenzione. Insomma, non solo Treviso, ma le strade e i comuni saranno sorvegliati speciali, questo per evitare fatti violenti come quelli accaduti a Mogliano, dove una rissa tra cittadini stranieri ha creato il panico fra i cittadini. Diciamo che questo viene chiaramente esacerbato dal consumo di alcol e droga. Questi stati di alterazione psicofisica portano sicuramente a un'euforia, un'eccessiva euforia che a volte può sfociare anche in atti di violenza. L'appello dei carabinieri è quello di segnalare sempre e subito situazioni anomale. Le segnalazioni sono fondamentali perché la velocità con cui viene fatta una segnalazione è direttamente proporzionale alla velocità con cui poi noi possiamo intervenire e porre soluzione a quello che è la problematica o la criticità. Era l'estate del 2000, nel pieno dell'emergenza Covid, quando un gruppo di migranti ospitati alla caserma Serena di Dosson fu protagonista di una rivolta che portò anche al sequestro di un gruppo di sanitari dell'ULSS 2 incaricati di comunicare l'esito dei tamponi. Dopo la condanna in primo grado dei 3 migranti considerati i capi della sommossa, in tribunale a Treviso sono comparsi altri 10 immigrati africani di età compresa tra i 25 e i 32 anni. Sono accusati di aver saccheggiato e devastato la caserma e di aver bloccato all'interno dell'edificio il personale sanitario e gli operatori della cooperativa che gestiva il centro di accoglienza. Per sedare la rivolta intervennero le forze dell'ordine in assetto antisommossa. Prima udienza del processo per la morte dell'imprenditore giapponese Tominaga a Udine, è un rito abbreviato per gli aggressori, per il trevigiano Samuel Battistella, arresti domiciliari senza braccialetto elettronico. Sentiamo Francesco Pezzella. Samuele Battistella torna a casa ed Abdelhaj Ouma verrà sottoposto a perizia psichiatrica. Queste sono le principali novità emerse dalla prima udienza preliminare del procedimento a carico dei due, più Daniele Wedam per la morte di Shinpei Tominaga, in seguito ai fatti avvenuti il 22 giugno.
I 3 di età compresa tra i 20 e i 22 anni sono tutti accusati di omicidio preterintenzionale in concorso. Come anticipato nei giorni scorsi, questa mattina gli avvocati hanno formalizzato la richiesta per il giudizio con rito abbreviato. In caso di condanna, gli imputati otterranno lo sconto di pena di 1/3. Per il reato di cui sono accusati e considerando le aggravanti rischiano tra i 10 e i 18 anni di reclusione. Per Battistella è stata revocata l'obbligo del braccialetto elettronico, visto che a tutt'oggi, nonostante la concessione degli arresti domiciliari, era ancora in carcere per la mancanza del braccialetto elettronico. Il suo assistito aveva scelto di rimanere in carcere. Cosa è cambiato nel giro di qualche mese? Beh, è cambiato che evidentemente qualche mese di carcere lo ha fatto meditare. La novità in assoluto è la richiesta di perizia psichiatrica per Abdallah Jouma, che il giudice Paviotti ha accettato, fissando al 16 gennaio il conferimento dell'incarico. L'esito della perizia potrebbe portare alla non punibilità di Jouma per incapacità di intendere e di volere. Al momento siamo fermi alla decisione della Cassazione che ha confermato l'ordinanza del riesame di annullamento della misura cautelare per carenza di gravità indiziaria sotto il profilo dell'insussistenza ontologica del concorso morale in un reato di omicidio preterintenzionale, e la perizia psichiatrica la valuto, o quantomeno di approfondimento che è stato disposto favorevolmente, perché ha una sua incidenza ovviamente sull'analisi dell'allenamento psicologico. Per il terzo degli imputati, Daniele Wedam, era presente l'avvocato Tino Maccarrone, che ha ribadito l'estraneità del suo assistito all'evento drammatico dell'aggressione subita da Tominaga all'interno del Buonissimo Kebab, dove il solo Battistella aveva colpito la vittima con un pugno al volto, facendolo cadere a terra, provocandone la morte dichiarata il 25 giugno. Per quanto mi riguarda, il Wedam ha una partecipazione molto, diciamo così, coreografica ma minimale in quella tragedia che è accaduta. Ammessa la costituzione di parte civile delle persone offese, rappresentate dall'avvocato Alberto Tedeschi per la famiglia Tominaga, moglie, figlio e fratello, e per Giuseppe Venturini, l'amico udinese della vittima aggredito a sua volta, e dall'avvocato Anna Caserta per Oleksandr Petrov, l'ucraino picchiato dai 3 ragazzi in via Sarpi e poi inseguito in via delle Pelliccerie e raggiunto dentro il Buonissimo Kebab, dove avvenne la tragedia. Pieno 100 alle 3:30. Adesso andiamo a Trieste, perché una lettera del cosiddetto killer di Roiano è stata recapitata alla nostra redazione triestina di Tele4 attraverso la posta raccomandata. Una missiva in cui il 37enne condannato all'ergastolo per omicidio, che sta scontando in carcere a Reggio Emilia, confessa nuove violenze ma sostiene di essere incompatibile con il penitenziario. Arriva Tele4 via raccomandata con un certo sconcerto collettivo la lettera del killer di Gretta Giuseppe Console, l'ormai 37enne condannato all'ergastolo per l'omicidio e la tortura del 23enne Giovanni Novacco, delitto perpetrato assieme al complice Alessandro Cavalli il 26 agosto 2011, quando il ragazzo venne attirato in un'abitazione abbandonata in un condominio di via Gemona, che ora non esiste più, dove fu legato e torturato per 13 ore prima di venire ucciso. Il tutto per infliggergli una sorta di lezione, perché la vittima era amico del nuovo compagno della ex moglie di Console, probabilmente il fatto di cronaca più efferato registrato a Trieste negli ultimi 25 anni. Ma cosa scrive Console nella missiva? Io sottoscritto Giuseppe Console, nato a Trieste il 27 giugno 1987, incompatibile con la detenzione, dichiaro quanto segue, e giù una lista di nomi e cognomi che per riservatezza occultiamo, di persone che lo stesso killer dichiara di aver aggredito, picchiato, tagliato, piuttosto che minacciato o preso a sputi. Tra questi anche gli sbirri, come li definisce lui stesso, della casa circondariale di Reggio Emilia, dove è tuttora detenuto. Va infatti ricordato che anche una volta dietro le sbarre, la storia di violenza di Beppe e il boss de Royan, come lui stesso si autodefinisce, non si è mai fermata. Da ricordare il tentativo di fuga dal carcere di Gorizia, con il pestaggio di una guardia carceraria che riuscì a sequestrare insieme a altri 2 detenuti, ma anche l'aggressione del suo stesso complice Cavalli, quando i 2
due si ritrovarono assieme nel penitenziario di Padova. Insomma, gli episodi violenti di cui racconta nella lettera sono attribuibili proprio al periodo di detenzione con cui l'autore giustificherebbe la sua incompatibilità con il carcere e presumibilmente la richiesta di misure alternative come la REMS. La lettera si conclude con le frasi «Sono il più forte, sono inarrestabile, gloria e onore al vichingo de Royan», parole con cui autocelebra l'omicidio e le precedenti e successive violenze. Va infatti ricordato che Console sconta anche 2 anni per soprusi all'ex moglie. Ovviamente non passano inosservati i timbri in calce della direzione penitenziaria di Reggio Emilia e di una psichiatra dell'azienda sanitaria reggiana con tanto di firma. Sono bastate un paio di telefonate al AUSL per appurare che il timbro e la firma del medico sono false, cioè il killer le ha ottenute con una sorta di collage di fotocopie. Nessun avvallo alla missiva e anzi ci riferiscono dalla struttura sanitaria che non si tratta della prima volta che Console fa una cosa del genere. Stesso discorso per il timbro della struttura carceraria, da cui la direzione ci fa sapere: sappiamo tutto, siamo a conoscenza del fatto. Va precisato che la posta di una persona detenuta non può essere sottoposta né a controllo né a censure se non a seguito di un provvedimento del giudice. Una vicenda che riporta alla ribalta il tema dei pazienti psichiatrici pericolosi nelle carceri italiane, un vero e proprio incubo per i dirigenti delle strutture che debbono pensare in primis all'incolumità di chi, con persone come il killer di Gretta, deve convivere ogni giorno. Servizio di Marco Stabile, restiamo in Friuli Venezia Giulia perché c'è stata una testimonianza shock al processo per la morte di Giulio Regeni al Cairo. Il racconto di un teste protetto ricostruisce il perché delle torture della morte del ricercatore di Fiumicello sulla base del racconto in un ristorante di Nairobi di uno 007 egiziano che aveva preso parte al delitto. Abbiamo fatto a pezzi Regeni, è la frase shock di uno degli 007 egiziani riferita oggi in aula da un teste protetto nel processo per la tortura e l'omicidio del ricercatore di Fiumicello Giulio Regeni. Sentii dire dal maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif: nel nostro paese abbiamo avuto il caso di un accademico italiano che pensavamo fosse della CIA ma anche del Mossad. Era un problema perché era popolare fra la gente comune. Finalmente l'abbiamo preso, l'abbiamo fatto a pezzi, lo abbiamo distrutto. Io l'ho colpito. Questo il drammatico racconto del teste che ha riferito quanto sentì raccontare da uno degli imputati in un ristorante a Nairobi nel settembre del 2017. Il teste ha ricostruito quanto avvenuto quel giorno. All'epoca dei fatti faceva il venditore di libri e si trovava al ristorante per incontrare un professore dell'università di Nairobi. Sentì 2 uomini accanto a lui che parlavano. Al tavolo accanto erano seduti infatti un funzionario della sicurezza keniota e un egiziano. Hanno iniziato a parlare delle elezioni presidenziali in Kenya, parlavano in inglese, ha riferito, parlavano di tensioni e scontri con la polizia dopo il voto contro la legittimità delle operazioni di voto e di vittime che c'erano state. Criticavano l'Unione Europea che manifestava solidarietà con le proteste. Il teste ha riferito che l'egiziano ha detto: l'Unione Europea è un problema grande per noi in Egitto, per poi aggiungere che nel nostro paese abbiamo avuto il caso di un accademico italiano che pensavamo fosse della CIA o del Mossad. Sottolineava come questa persona fosse un problema perché era popolare fra la gente comune, interagiva con la popolazione nei mercati. Ho collegato dopo di chi parlavano, ha detto ancora il teste, parlavano di un italiano che era un problema e ne avevano abbastanza. Lo abbiamo picchiato e io l'ho colpito, avrebbe detto lo 007, lo abbiamo fatto a pezzi, lo abbiamo distrutto. Secondo il testimone, il dialogo durò circa 45 minuti. Una vicenda terribile, vediamo quella invece di un papà di 50 anni di Vazzola che è stato condannato a 6 mesi di reclusione, il padre di un bambino di 9 anni che nel 2019 aveva subito dai genitori delle gravi lesioni, era stato picchiato davanti a tutti per degli schiamazzi sulle scale del condominio.
Bambini rumorosi in condominio e genitori invitati dagli altri inquilini a richiamarli all'ordine, solo che un 50enne di Vazzola non si è limitato a rimproverare il figlio di 9 anni, ma lo ha anche picchiato davanti a tutti, continuando poi a malmenarlo con schiaffi e sculacciate in casa, chiudendolo in camera al buio e facendogli saltare la cena. Al rientro dal lavoro la madre ha trovato il piccolo in lacrime. Al pronto soccorso al bambino sono state diagnosticate lesioni ai glutei e alla schiena guaribili in 10 giorni. I fatti sono risalenti al 2019, il papà è stato denunciato dalla moglie, dalla quale ha in seguito divorziato. Processato per abuso dei mezzi di correzione, è stato condannato a 6 mesi di reclusione. Servizio di Lina Paronetto e vediamo l'inaugurazione il 16 dicembre di un'aula studio dedicata a Giulia Cecchettin, il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova, dove lei studiava, intitolerà l'aula studio alla studentessa in ingegneria biomedica vittima di Filippo Turetta. L'inaugurazione dell'aula si terrà alla presenza della rettrice dell'Università Daniela Mappelli, del direttore del Dipartimento Gaudenzio Meneghesso e del papà di Giulia, Gino Cecchettin. L'inaugurazione sarà preceduta nell'aula magna dalla consegna dei 6 premi di studio ad altrettante studentesse istituiti in memoria di Giulia Cecchettin dal Dipartimento e da 2 borse di studio erogate a 2 studentesse dell'Associazione Riviera Donna. Andiamo in pubblicità, state con noi perché avremo qui in studio ospite Roberto Marcato della Lega e parleremo di autonomia, della Cassazione al referendum abrogativo. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG e ringraziamo molto come sempre l'assessore allo sviluppo della Regione del Veneto, Roberto Marcato. Assessore, grazie. Grazie a lei, direttore, grazie buongiorno. molte. Bentornato. C'è tanta carne al fuoco, Assessore. Io partirei dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha dato il via libera al referendum abrogativo per l'autonomia differenziata. L'abbiamo messo nel titolo, potrebbe essere un boomerang per il centro-sinistra perché molti dicono sì va bene, adesso premesso che dovrà decidere definitivamente la Corte Costituzionale se giudicare legittimo questo referendum che si svolgerebbe probabilmente in primavera. Ma poi sarà possibile raggiungere un quorum che significa milioni di persone che dovranno andare a votare? Io da questo punto di vista sono pessimista, nel senso che raggiungere il quorum su un referendum come questo, che ricordo le firme sono state raccolte online, sì, cioè, perché un conto è che insomma su ordine di qualche partito i militanti firmano e fanno firmare gli amici un altro paio di mani che è la firma vera e propria. Che questo si trasformi poi in un esodo di massa verso il voto, io ci credo poco, francamente, e invece sono da una parte felice, mi rendo conto di essere un po' strano da questo punto di vista, però quando io ho letto sta notizia ho immaginato subito che ci dà la possibilità di ritornare sul territorio a incontrare i veneti, a incontrare i piemontesi, a incontrare i lombardi, ma perché no, a incontrare i calabresi e i campani per poter tornare a rispiegare il perché di questa riforma dello Stato. Quindi per me è un'opportunità straordinaria. Sarà perché ho vissuto la campagna elettorale per il referendum sull'autonomia con uno slancio, una passione straordinaria. Io non so quante decine di incontri pubblici ho fatto ed tutte le serate erano piene di persone che avevano voglia di capire e di cambiare. E credo che ritrovare quel sentimento non possa che far bene, quindi io non vedo l'ora di tornare in campagna elettorale. Insomma, tutto sommato sono felice che abbiano detto di sì, va bene. Ecco, il Presidente Zaia ha lanciato un appello per
per disertare le urne, e sulla stessa via si è collocata anche Giorgia Meloni, che dice non bisogna andare a votare al referendum. Sì, evidentemente ognuno è libero di fare tutto ciò che vuole, ci mancherebbe, però sarebbe andare a votare per un referendum come questo, significa andare a votare per la restaurazione, cioè il male endemico di questo paese è l'incapacità strutturale di fare riforme, è proprio il male, cioè io non mi stancherò mai di dirlo, se noi dovessimo quantificare tutto ciò che abbiamo in questo malandato paese, da un punto di vista ambientale, manufatturiero, culturale, architettonico, storico, noi dovremmo vivere di fatto di rendita. E invece ogni anno si arranca attorno allo 0, di crescita di PIL. Perché? Perché questo è un paese immobile, fermo, perché non ha mai fatto le riforme di cui avrebbe fortemente bisogno. Una delle riforme strutturali è proprio la riforma federalista del paese, autonomista, dove si riuscirebbe a ridurre in maniera importante l'inefficienza di questo paese. Non dimentichiamoci mai che la CGIA di Mestre ha quantificato in 47 miliardi il costo dell'inefficienza della pubblica amministrazione. Adesso qualcuno mi può dire che sta roba qua va bene? Cioè stiamo qua a cesellare i capitoli per capire come fare a trovare i soldi per fare le finanziarie, con il risparmio annuo dell'inefficienza della pubblica amministrazione ne facciamo 2. 47 miliardi che potrebbero andare negli asili, nella disabilità, negli ospedali, nella sanità, nel sociale, nell'aiutare i più deboli, nel rimettere in moto l'economia? No, niente. Allora, chi andrà a votare a referendum contro l'autonomia va a votare contro le riforme e a favore di sprechi, quindi lo devono sapere, io non vedo l'ora di andarlo a spiegare un'altra volta. Allora, sulla sentenza della Cassazione si sono espressi il Presidente Luca Zaia e il Segretario regionale del PD Andrea Martella. Sentiamo. In caso di referendum io penso che sia fondamentale che chi crede nell'autonomia non deve andare a votare, mi sembra logico, visto e considerato che questo è un referendum con quorum. Zaia da Ferrofini avverte la partita non è ancora iniziata perché l'ultima parola spetta alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi intorno al 20 gennaio. Certo è che il via libera della Cassazione al quesito referendario sull'abrogazione totale della legge per l'autonomia differenziata segna l'ennesima nuova battuta d'arresto ad un percorso iniziato ormai nel lontano 2017. Corte Costituzionale che a novembre aveva già parzialmente bocciato la legge Calderoli. Cercheremo di capire se sarà referendum, ma al momento non lo è. Zaia va avanti. La legge è in vigore, quindi il tavolo di trattativa va avanti e comunque è un lavoro di back office che nessuno ci vieta di fare. Dopo 15 anni resta solo il fallimento, durissimo è il segretario del Partito Democratico Veneto, il senatore Andrea Martella, che parla di percorso gestito in modo frettoloso, approssimativo e divisivo. Quello che è avvenuto con queste decisioni ci dice una cosa molto semplice: il governo dovrebbe fermarsi, dovrebbe avere il coraggio di dire fin qui ho sbagliato e riprendere un percorso corretto e serio. Abituati a colpi di scena sull'autonomia, ma pronti a salire sulle barricate. Se il presidente Zaia parla di democrazia, è la Lega ad imbracciare le armi con il capogruppo del Carroccio in regione Alberto Villanova. Noi non possiamo permettere che il diritto dei veneti venga calpestato. Se verrà accettato questo referendum contro la riforma dell'autonomia, io credo che ci sarà bisogno di contrastarlo nel maggior modo possibile. Usa la metafora bellica anche Luana Zanella, Alleanza Verdi-Sinistra, avanti con la battaglia contro lo Spacca Italia, scrive, aggiungendo: Zaia dice che ora ci occorrono i voti li abbiamo, il paese è con noi. Bugie e fake news della sinistra, ribatte De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, che da Treiu delinea le prossime mosse, facendo anche della destra la battaglia dell'autonomia. La destra non ha mai avuto paura né dei voti né tantomeno del referendum. Dobbiamo essere bravi ora a raccontare il perché di questa riforma, perché la riteniamo strategica. La parola finale ora spetta alla Corte Costituzionale. Mario Conte, Anciveneto, ribadisce la questione settentrionale sia centrale nell'agenda politica del governo. Credo che il settentrione oggi abbia bisogno di avere rappresentanza, peso politico per progettare, studiare, analizzare il futuro politico, economico e sociale dei nostri territori.
Allora, Assessore Marcato, certo si va verso un periodo di grandi turbolenze che aumenteranno con il trascorrere delle settimane e c'è da parte del centro-sinistra, delle opposizioni, una grande operazione di propaganda con manifestazioni, sindaci del sud, parlamentari a Roma, con coinvolgimento anche dei sindacati, degli imprenditori. Non servirebbe un segnale forte anche dagli autonomisti? Cioè diciamo un segnale che passi attraverso altrettante manifestazioni, altrettante iniziative? Sì, assolutamente sì, e sono d'accordo, anche perché bisognerebbe spiegare a tutti questi signori, intanto, come dire, il vocabolario dovrebbe essere patrimonio comune. Quando si parla di spacca Italia, qualcuno dovrebbe ricordare che l'Italia è già spaccata ed è spaccata a causa di un sistema centralista, per cui lo spacca Italia con l'autonomia non ha nulla a che vedere. Il fatto che ci siano le sanità di alcune regioni del meridione prese in condizioni drammatiche lo sono in assenza di autonomia, quindi. E due, rifacendomi a quello che dicevo prima, è suggestivo che in questo paese la sinistra sia la parte reazionaria della politica. Questa è una cosa di cui non mi capacito, non riesco a dare una spiegazione. In tutta Europa i movimenti autonomisti, indipendentisti, secessionisti, territoriali sono tutti movimenti di sinistra e di estrema sinistra. In Italia la sinistra fa il portavoce invece dell'estrema destra, che dovrebbe essere l'estrema destra o la destra reazionaria, no? Cioè, almeno io mi ricordo che le categorie politiche studiate a scuola e all'università dicevano questo. Ecco, noi in Italia riusciamo anche a ribaltare questa visione. La sinistra è reazionaria, non vuole cambiare nulla. Io lo trovo davvero suggestivo questo, per cui noi dobbiamo contrapporre in maniera molto serena e pacifica, ideologicamente, un'altra visione di paese, cioè una visione che libera risorse, che slega le pesantezze che ci tengono zavorrate a terra e dà una prospettiva di crescita di futuro a questo paese malandato. Poi i cittadini dovranno scegliere fra una visione reazionaria, conservatrice, fallimentare, che è quella che abbiamo fino ad oggi, perché la sinistra continua a proporre la ricetta che abbiamo già adottato, cioè anche là, se hai curato un malato e te vedi che la terapia non funziona e io ti sto dicendo che c'è una terapia nuova, straordinaria, che ha già dato risultati meravigliosi, perché non vogliamo salvare? No, continuiamo a usare la stessa terapia che porterà alla morte inevitabile del paziente. No, c'è una cosa veramente incomprensibile. Sì, tipo muoia Sansone e tutti i filistei. Sì, esatto, sindrome di Sansone. Siamo un po' a quello. Allora, Assessore, intanto grazie. Per ora cambiamo titolo, andiamo avanti però su un'altra vicenda, perché in Consiglio regionale c'è in corso una frattura con Forza Italia sulla legge di bilancio che non ha partecipato al voto finale. Il Consiglio regionale del Veneto ha comunque approvato la manovra con 39 voti favorevoli e 9 contrari. Il dissenso di Forza Italia espresso dalla capogruppo Elisa Venturini riguarda la decisione di aumentare l'addizionale regionale IRAP per sopperire ai mancati trasferimenti dal governo. Non vuole essere, ha precisato nelle dichiarazioni di voto, una manifestazione di lesa maestà, vuole essere un atto di coerenza rispetto a una filosofia che appartiene al nostro partito, dice Venturini, che da sempre è stato vicino alle imprese. Cerchiamo in questa maniera di continuare a mantenere e ad esprimere la nostra vicinanza. Ovviamente da oggi cambia impostazione di questa maggioranza, è replicato in aula il capogruppo leghista Alberto Villanova, non possiamo far finta di niente dal punto di vista politico, aggiunto, e vediamo che una parte della maggioranza in piena libertà, ovviamente posizione più che rispettabile, decide di prendere una strada diversa da quella che è questa maggioranza. Il vostro non partecipare al voto, ha concluso Villanova, è un allontanamento da quello che è l'alveo di questo gruppo, di questa maggioranza. Siamo proprio a uno strappo, una frattura. Per quanto mi riguarda è un solco incolmabile.
non c'è nessuno spiraglio. E è un atto gravissimo e trovo altrettanto gravi le affermazioni della capogruppo Venturini. Perché lei nella sua dichiarazione dice noi non abbiamo votato, o insomma siamo tolti dal voto, poi insomma le classiche cose burocratiche italiche, non l'abbiamo fatto perché noi vogliamo dimostrare coerenza rispetto alle tasse e vicinanza alle imprese, facendo capire che la Lega e Fratelli d'Italia non sarebbero coerenti, saremmo noi il partito delle tasse e non saremmo vicini alle imprese. E questo è un attacco politico davvero sconsiderato. Cioè avrei preferito dire noi non partecipiamo al voto perché siamo in difficoltà di consenso, ma attaccare così pesantemente gli altri due alleati io lo trovo davvero inaudito e incomprensibile. Siamo alla fine di una legislatura, tra l'altro alla fine di diverse legislature che ci hanno visto insieme. Siamo all'alba di una campagna elettorale che dovremmo in teoria affrontare tutti insieme. Con questa presa di posizione drammatica si è dato un colpo mortale all'alleanza di centrodestra così come l'abbiamo vista fino ad oggi. Io francamente non so cosa sia passato per la testa dei colleghi di Forza Italia per fare un'azione di questa natura. Ecco, devo dire che insomma sull'autonomia, sull'immigrazione, sulla cittadinanza, su tanti temi, sui diritti umani eccetera, a partire da Antonio Tajani, ministro degli esteri, ci sono sempre dei distinguo, no? Rispetto alle posizioni di... Sì, ma allora che lo dicano, no? Cioè anche qua, cioè, o c'è, allora, pur nella diversità, perché quanta distanza c'è ideologicamente fra la Lega e Fratelli d'Italia, una cosa straordinaria, vero. Però quando tu fai un'alleanza, fai un'alleanza di scopo, cioè dici pur nella diversità noi abbiamo 10 punti che condividiamo, che vogliamo raggiungere per il bene della regione, del paese, del comune, della provincia. Bene, se fai questo patto, le persone serie quando fanno un patto lo mantengono. Non è che tu fai un patto, però sull'autonomia no, perché tu hai fatto un patto sull'autonomia. Infatti anche Tajani quando mette in discussione si dimentica che l'alleanza di governo si è fatta anche sull'autonomia e così come su altri temi, cioè, l'impressione che si ha è che Forza Italia non veda l'ora di trovare l'occasione per smarcarsi. Allora smarcati del tutto, vai con il centro-sinistra, chiudiamo la partita e noi andremo per la nostra strada. Cioè, uno dei motivi per cui la gente non va più a votare è che noi non siamo più credibili. Cioè il politico oggi, per mancanza di coerenza, per mancanza di coraggio, per mancanza anche di cultura politica, per mancanza di capacità, non riesce a interpretare l'esigenza, le ansie, i bisogni, le aspirazioni del popolo che dovrebbe in qualche modo rappresentare. Ecco, se noi continuiamo così il popolo si allontanerà sempre di più. Cioè non è possibile che uno vota un'alleanza perché ha votato un'alleanza, non ha votato il singolo partito, vota un'alleanza e poi però tu ogni volta per un tuo tornaconto politico ti smarchi. No, è troppo comodo, allora lo facciamo tutti. Cioè, vuol dire, quanto mi divide da Fratelli d'Italia, cioè Fratelli d'Italia, io nasco indipendentista, figuriamoci, no. Però abbiamo fatto un patto, io con la ex collega Donazzai, adesso con la Mantovani, ho un rapporto straordinario di correttezza politica e istituzionale, poi ci dividono molte cose, va bene, ma l'obiettivo alto è il governo di questa regione e l'obiettivo alto è la salute, il successo del popolo veneto straordinario, punto. Tutto il resto sono cose che devono andare in seconda fila, e invece no. Invece qui c'è il tornaconto elettorale. Ripeto, io trovo grave sia l'atto che le dichiarazioni ufficiali. Assessore, grazie. Per ora andiamo in pubblicità e poi torniamo. State con noi ancora con Roberto Marcato. A tra poco. Nuovo in diretta, abbiamo ancora qualche minuto con Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della regione del Veneto. Assessore, allora, regionali, prossime elezioni, intanto non si è ancora
Capito 2025-2026 come misteri di questo paese, sempre uguale a se stesso. Insomma, ad oggi noi dovremmo andare a ottobre 2025, questa è la data ufficiale. Dopodiché si sta cercando un'armonizzazione con tutte le altre elezioni, perché per esempio tutti i sindaci, le elezioni amministrative, le comunali che erano andate con noi, le hanno spostate al 2026 per armonizzarle con tutte le altre. Avrebbe senso, dopodiché se andiamo a ottobre o a febbraio, non è che cambi il mondo, insomma, ecco. Prima che andiamo meglio sempre, mi piace scaldare i motori, insomma, ecco, rimettermi in gioco. Senta, mettiamo che questo scontro, comunque questa frattura con Forza Italia si aggravi. Alle prossime elezioni lei ha sempre detto la Lega da sola, dovesse andare da sola, ha tutta la forza per poter vincere, no? Per poter prevalere. Sì, e io continuo a credere che questo sia assolutamente possibile. Resta il fatto che, come ho sempre detto, Fratelli d'Italia fa benissimo a chiedere la presidenza, perché con il voto che hanno sarebbe strano il contrario. Però noi non possiamo mollare questo punto per l'esercito di amministratori che abbiamo, perché per la capacità che abbiamo avuto nel riuscire a interpretare anche questo Veneto negli anni, e per il fatto, me lo lasci dire, direttore, che io credo che abbiamo un grande merito come partito, e cioè che noi abbiamo contribuito in maniera significativa a riportare fuori l'orgoglio di appartenenza, l'orgoglio di un popolo. Uno dei motivi per cui io sono entrato in Lega è che non sopportavo come trattavano i veneti negli anni. Mi ricordo sempre queste macchiette, o l'ubriaco, la servetta un po' meretrice, però sempre stupidoti, no? Ecco, questa cosa qua mi ha sempre ferito profondamente. E ho detto, io voglio trovare una forma per contrastare questa visione e portare a galla la grande capacità di questo popolo straordinario che ha radici nella Serenissima Repubblica, che non ha uguali al mondo. Credo che abbiamo avuto quel grande merito, e non fosse solo anche per questo noi dovremmo continuare a guidare questa regione. Senta, Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia, ieri ha detto che la sentenza della consulta sull'autonomia è stata eversiva perché contraddicendo la Costituzione, i giudici della Corte dicono non ci sono più competenze ma funzioni, non ci sono più nemmeno i popoli regionali. Quando io lo trovo, è eversivo che si voglia cancellare l'identità e lo si faccia con un colpo di penna. Cioè, a parte il fatto che non ci riusciranno, cioè, non bastano 100.000 colpi di penna per cancellare l'identità di una storia e di un popolo come il nostro, ma così come per il popolo calabrese o quello sardo o quello campano. Cioè, la forza di questo paese fallimentare sta nella diversità, nella profonda diversità fra i vari territori, con storie profondamente diverse, ma tutte estremamente importanti. Ed è inutile, cioè qui ci sono caratteristiche che non trovi da altre parti, e questa diversità deve essere vissuta con grande orgoglio e come qualcosa di straordinario, come qualcosa di vincente, e invece si immagina, e questa è un'operazione che provano a fare da miliardi di anni, di cancellare le identità per omologare, perché poi i sistemi funzionano così: più omologato sei e più governabile sei. No, lo rispediamo al mittente, noi siamo orgogliosamente veneti, siamo un popolo orgogliosamente identitario, in contrapposizione con nessuno, ma nessuna penna cancellerà mai la nostra identità. Assessore, grazie molte. Grazie a lei. Grazie, buon lavoro. Si chiude qui questa edizione di Focus TG. Stasera Focus alle 21:20. Grazie a Tony Esposito e Italo Morao in regia, e buona giornata.